Buongiorno a tutti ragazzi. Qualcuno che vede questo video dirà sicuramente con questo calore che ci sta parlando sempre di questo calore che riscaldamento globale, penserà, dice questo non sta bene adesso. Ha ribadito la sua tesi che dal 2020 ragazzi e il 2030 ci sarebbe un nuovo minimo di Mander, cioè una piccola era glaciale in effetti. Purtroppo durante questo anno il nostro Sole, la nostra stella come la vogliamo chiamare, non ha prodotto nessuna macchia solare in effetti, quindi questa scienziata è preoccupatissima perché non guardiamo che adesso ci sta questo riscaldamento globale, perché quello dice non guardate adesso che abbiamo questo riscaldamento globale, allora vi pensate che la temperatura sta aumentando, ma invece qua la cosa va all'incontrario in effetti. È vero che ci sta sempre più anidride carbonica in atmosfera, ma questo qua porterà a un'era glaciale a finale, quindi questo calore che adesso è presente in tutto il mondo in effetti è preoccupante per l'era glaciale che lei pensa sia in arrivo già il prossimo anno. Quindi lei si basa sulla ciclicità basata sull'andamento del dinamo solare, cioè in effetti il Sole ogni tot di anni fa un cambiamento radicale, quindi stavolta tra il 2020 e il 2030 dovrebbe iniziare il nuovo minimo di Mander. Ma non significa che il nostro Sole muore o altro, significa che la nostra stella starà al suo minimo proprio, cioè sarà bella tranquilla. E in effetti lei è preoccupata proprio di questa ondata di calore che abbiamo avuto del riscaldamento globale, che anticiperebbe solo l'inizio di una nuova era glaciale. Quindi questo sarebbe il preludio dell'inizio dell'era glaciale. Questa secondo una professionista, e qua non è che lo dico io, questa si chiama Valentina Zarkova e l'ha messo sulla rivista Natura. Questa è ricercatrice russa, ragazzi, quindi non è che lo dico io o lo dicono qualche altra persona, no, quindi questa è una figura molto, brava nel suo campo, quindi pensa che questa teoria, ciao a tutti Amelia, ciao, questa teoria sua è stata accettata da tanti scienziati, anche perché è stata anche fatta con i supercomputer che hanno loro, che mettono tutti i dati dentro e poi automaticamente il supercomputer, che poi il supercomputer non è che è un computer solo ragazzi, sono tanti e tantissimi computer collegati tra loro che fanno milioni di calcoli a secondo, quindi hanno inserito tutti i dati, tutte, il clima, tutti degli ultimi 100-200 anni. È uscito fuori che nel 2020 al 2030 ci sarà questo minimo solare che potrà raffreddare la Terra. Questo è quello che la signora dice, quindi dice non pensate al riscaldamento globale che c'è veramente, però è l'inizio per della glaciale, dice lei, quindi c'è stato, ci sarà e ci sta ancora, sì, però dal 2020 in poi dice ci sarà l'era, non un'era glaciale in effetti come pensiamo ai dinosauri, come c'è stata all'epoca, no, semplicemente un raffreddamento della Terra, questo è, nulla di più, non è che si congelerà la Terra ragazzi, partiamo da questo. Quindi purtroppo gli scienziati, chi pensa di sì, chi pensa di no, sono sempre divisi anche fra di loro ragazzi. C'è chi ci crede, chi non ci crede, come al solito neanche loro sono d'accordo su questa cosa. C'è chi dice che ci sta il riscaldamento globale e che ci dice, come questa scienziata, che stiamo andando incontro al minimo di Mander. Quindi perché le assenze delle macchie solari sono troppe ragazzi, è un anno che non si vedono macchie solari sul nostro sole, sulla nostra stella, quindi quando non ci sono macchie è perché la stella sta a riposo, quindi si prevede, poi facendo i cicli, perché il sole va a cicli,
si prevede che sta per incominciare il ciclo minimo. Quindi il ciclo del Sole, ogni ciclo è fatto di 11 anni. Poi ogni tot di cicli ci sta questo, diciamo, ciclo di minimo di Mandel, che poi è una cosa che non accadeva da quasi 120.000 anni, quindi una cosa molto al di là di noi. E quindi questa scienziata, io vi chiamo dottoressa, ha fatto questa sua ipotesi con questo supercomputer, mettendo i dati giustamente che lei ha a disposizione degli ultimi 200-300 anni, e il supercomputer ha dato, diciamo, la sua conferma. Quindi mo o ha sbagliato il supercomputer, ragazzi, grazie a me dopo controllo, oppure ha sbagliato lei. Ma vedremo, il 2020 è prossimo, ragazzi, quindi vedremo se sarà vero o sarà falso. Vi auguro una buona giornata a tutti, grazie a Amelia per il fatto del terremoto. Ma vado a vedere, perché io ti giuro poco fa ho visto terremoto in Italia e non riportava quasi nulla per ora, ma vado a controllare ora. Grazie e ciao ragazzi, ci sentiamo dopo.